Bene, allora buongiorno a tutti, è davvero un piacere per me, e chi sono io? Ecco, allora prima di tutto mi presento, io sono Anna Olivetto e sono l'assessore alla cultura del Comune di Maniago. Sono attorniata da persone importanti che tra un attimo vi presenterò e davvero vi porto con grande gioia il saluto del nostro sindaco Andrea Carli. Siamo nell'aula consiliare del Comune di Maniago. Alla mia sinistra abbiamo il sindaco di Meduno Marina Crovatto, che è vicepresidente dell'Ecomuseo Lisa Ganis, e alla mia destra abbiamo invece Loris Basso, che è presidente molto importante, questa carica, dell'Ente Friuli nel Mondo. Alla sua destra Chiara Aviani, che è la coordinatrice dell'Ecomuseo Lisa Ganis, e da ultimo e il direttore, Cristian Canciani, non me l'hanno segnato e questo è il bello della diretta, però per noi è davvero un piacere essere qui con voi oggi per una giornata che ci porta nel mondo, perché gli ecomusei del Friuli Venezia Giulia veramente sono una punta di diamante per la nostra storia, per la nostra cultura, per le nostre tradizioni. Ed è bello poter condividere con voi, con cui ci sentiamo sempre e comunque in contatto per un legame veramente di sangue e di cuore, permettetemi di dir così, che voi che siete un po' lontani da noi. Passo subito la parola allora alla signora Sindaco di Meduno, Marina Crovatto, per i suoi saluti. Prego, Sindaco. Buongiorno a tutti, è con orgoglio friulano e con grande piacere che saluto tutti i nostri corregionali all'estero. È un onore per me essere qua, soprattutto per vedere tutti voi, soprattutto per portare il saluto del nostro Ecomuseo, che è una struttura che è importantissima e sta facendo un lavoro enorme per costruire un mondo tale per cui le nostre tradizioni, la nostra cultura, tutto quello che riguarda il nostro territorio venga diffuso in tutto il mondo. Noi siamo un paese di emigranti e ce ne sono tanti di friulani in giro per il mondo. Noi vogliamo che i loro figli non si dimentichino del nostro territorio, vogliamo portare tutte le nostre conoscenze del territorio a voi, in modo tale da stimolarvi a venire anche a ritornare nel nostro Friuli, ma soprattutto anche io vorrei stimolare qualcuno a tornare ad abitare nel Friuli. Questo per noi sarebbe la cosa più bella di questo mondo. Io vi ringrazio e vi saluto nuovamente e passo la parola a Chiara. Buongiorno a tutti, è un vero piacere essere qui e sentirvi vicini, soprattutto agli amici dei Focolars Furlans in giro per il mondo e a quelli che hanno accettato questa opportunità di vivere un'esperienza insieme attraverso questi progetti che andremo a presentarvi. Il saluto dell'Ecomuseo è stato molto accorato ed è veramente di cure, quindi ci siamo lanciati in questa esperienza. Ringrazio qui il direttore anche Cristian Canciani che con il suo grandissimo entusiasmo ci ha stimolato proprio per allargare queste reti anche con i corregionali all'estero. E un ringraziamento naturalmente al Presidente dell'Ente Friuli nel Mondo che ha creduto da subito negli ecomusei come motore, come stimolo dinamico per far crescere le conoscenze del patrimonio culturale che è prima di tutto nei cuori, nelle pance, ma anche nella testa di tutte le persone che vivono ogni giorno ricordandosi delle proprie radici, ma pensano che ancora i mestieri e le tradizioni siano quell'ingrediente speciale che rende la vita sicuramente migliore. E con noi oggi ci sono anche gli ecomusei regionali, alcuni hanno mandato appunto un video saluto, altri hanno chiesto espressamente di mandare il proprio saluto tramite me come portavoce, ma soprattutto abbiamo i video saluti dell'assessore Roberti, del presidente dell'Ecomuseo Rita Bressa, del presidente di Salamandre, che è una impresa culturale e creativa all'interno dell'Ecomuseo, Giampaolo Bidoli, e del presidente dell'Ecomuseo Cavalier.
Passerei a questo primo e benaugurante video saluto da parte dell'assessore regionale Roberti, molto vicino a tutti noi con questi progetti. Un saluto a tutti e in particolare ovviamente al presidente di Ente Friuli nel Mondo, Loris Basso, e al sindaco di Magnago che ospita la presentazione di oggi di questo progetto in 3C di memorie rivolto ai corregionali all'estero. Una delle tante iniziative che stiamo presentando in questo periodo, segno che non soltanto l'amministrazione regionale è da sempre molto attenta al tema dei corregionali all'estero, ma anche che le nostre 7 associazioni che si occupano di corregionali all'estero, nonostante il periodo difficile, nonostante la pandemia, non hanno perso quella vitalità che le caratterizza. In modo particolare il progetto di oggi in 3C di memoria appunto è un progetto che ritengo particolarmente interessante perché punta a far scoprire alcune particolarità che molto spesso nemmeno gli abitanti del Friuli Venezia Giulia conoscono attraverso un percorso, attraverso gli ecomusei, nei quali poter scoprire quelle caratteristiche, quei lavori, quei mestieri, quella cultura, il patrimonio culturale e tradizionale friulano ai tanti corregionali in giro per il mondo. L'auspicio ovviamente è che dall'altra parte del mondo qualcuno conosca questi tesori nascosti nei nostri 7 ecomusei e possa decidere di fare una vacanza di ritorno, un viaggio di ritorno verso il Friuli Venezia Giulia per andare a guardare quegli angoli appunto nascosti. Ma banalmente l'amministrazione regionale sarà già contenta di aver fatto scoprire alcune delle sue perle a chi è costretto, perché i propri genitori e i propri nonni hanno deciso di lasciare questo territorio, a stare dall'altra parte del mondo. Per noi, abbiamo già detto tante volte, abbiamo questo debito morale nei confronti dei nostri corregionali all'estero, vogliamo mantenere salde queste radici e continueremo a farlo con questa e tante altre iniziative. Un saluto a tutti dal Consiglio regionale dove in questo momento si sta svolgendo la discussione sulla legge di assestamento, quindi per questa la mia assenza e questo mio video messaggio, ma ci tenevo a parteciparvi almeno con questo video saluto per portarvi i saluti miei e da parte di tutta l'amministrazione regionale, in primis del suo presidente Massimiliano Federica. Porto i saluti di tutti i soci dell'Ecomuseo ai nostri corregionali all'estero e mi auguro che questi progetti che noi stiamo facendo insieme all'Ente Friuli nel Mondo possano veramente unirci nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per far vedere quella che è l'Italia oggi, ma anche per ritrovarci intorno ad un tavolo, intorno ad una panca come una volta. Buongiorno a tutti, io vi porto un caloroso saluto a nome del Consiglio di amministrazione che rappresento, il CDA dell'impresa creativa, culturale di Salamandre, che per questo progetto si è assunta l'incarico di coordinare e di gestire, diciamo, questa bellissima iniziativa che l'Ente Friuli nel Mondo ha avuto il piacere di affidarci. Ecco, noi attraverso questo progetto, così come costruito con le 2 diverse iniziative, una con gli intrecci, dove si potranno realizzare dei tutorial, delle giornate laboratoriali con i partecipanti dei Fogolars in giro per il mondo. Poi ci sarà anche questo progetto di videonarrazione, no, del patrimonio degli ecomusei regionali. Quindi per noi credo sia un'occasione importante per confermare ancora una volta che questa vicinanza e questo continuo confronto con i nostri corregionali all'estero sia quanto mai importante per diciamo così, rafforzare quel senso di appartenenza, consolidare le radici che ci legano nonostante la distanza, e di avere quella giusta attenzione. E noi attraverso questo progetto confidiamo di poter raccontare una pagina del nostro patrimonio culturale anche e soprattutto ai giovani delle seconde e terze generazioni che
che vivono all'estero, magari nelle famiglie emigrate anni fa, ma anche per studio o per lavoro. Quindi siamo molto felici di poter partecipare e io con questo augurio saluto in particolare l'Ente Friuli nel Mondo nella figura del suo presidente Loris Basso, saluto tutta la rete degli ecomusei della regione Friuli Venezia Giulia e l'assessore Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle autonomie locali e all'emigrazione, e concludo con diciamo, un invito a partecipare a questa iniziativa anche collegandosi alle proposte che verranno fatte online, ma anche seguendo insomma tutto questo grosso lavoro che gli ecomusei della nostra regione stanno facendo da molti anni e che hanno solo la necessità di farlo conoscere a quanti hanno voglia di poterlo conoscere. Ecco, quindi noi ci siamo, speriamo che questo progetto abbia un percorso lungo, che da qui si parta per cominciare collaborazioni più estese e salutando tutti, auguro a tutti buon lavoro e buona prosecuzione. Eccoci, un saluto anche da parte mia, da parte dell'Ente Friuli del Mondo. Innanzitutto un mandi a tutti i furlans che sono sparnizzati intorno al mondo, in modo particolare sai che chi da Argentina si sono svegliati un grun adore di mattina per saludarnos, ma un ringraziamento, un saluto all'amministrazione comunale di Magnago che ci ospita. E siamo qua oggi a presentare l'ennesimo progetto che l'Ente Friuli nel Mondo ha presentato alla Regione, quindi ringrazio la Regione e il Servizio Corregionale all'Estero per aver sostenuto questo ennesimo progetto. E in questo periodo abbiamo presentato altri 4 progetti importantissimi, purtroppo progetti che dobbiamo fare a distanza con le nuove tecnologie. E mi riferisco a un progetto importantissimo che è stato presentato la scorsa settimana in Confartigianato Udine, Foramba, formazione ambasciatori dell'artigianato. È un progetto interessantissimo in quanto tende a formare degli ambasciatori del nuovo artigianato affinché promuovano le nostre attività artigianali, ma perché no, formino anche degli ambasciatori, ma anche dei professionisti nelle loro attività che possono proporre questo nuovo artigianato che va dalla ceramica al legno, alle stoffe e quant'altro. Poi abbiamo Icarus, un progetto che coinvolge i piccoli comuni delle nostre valli, oppure il progetto delle DOC, dei consorzi delle DOC, perché abbiamo una regione bellissima con delle produzioni vitivinicole importanti, però è divisa in tante zone, in tanti consorzi, e quindi è importante far conoscere le peculiarità del nostro territorio dal punto di vista produttivo e i vini autoctoni, perché, ripeto, i friulani nel mondo noi li consideriamo sempre di più e dovranno essere sempre di più gli ambasciatori per la nostra economia regionale. E non voglio dimenticare i valori identitari con le università, quindi dare la possibilità a studenti universitari laureati friulani in giro per il mondo che possono, attraverso l'esperienza che potranno fare con la nostra Università di Udine, con le attività imprenditoriali, delle esperienze importanti affinché promuovano di nuovo la nostra regione. Ma non ultimo, turismo. Turismo è fondamentale per questa regione e gli ecomusei sono una risorsa importantissima. Ecomusei, ben 7 ecomusei che sono sparsi in tutto il nostro Friuli storico, che va da Gorizia alla provincia di Udine, alla provincia di Pordenone, che sono caratterizzati da un territorio dove l'emigrazione ha caratterizzato questo territorio. Ecco per quale motivo noi abbiamo cercato
e cercato di sostenere due progetti importantissimi che sono Intrecci di Memorie, che sono una continuazione di quel Foramba che avevo detto prima, mentre il Foramba si rivolge soprattutto ai nuovi artigiani con le nuove manualità, la nuova operatività, ma soprattutto le memorie di quell'artigianato che c'è stato, che io mi riferisco ai Scarpès, una delle cose veramente che ci contraddistingue la nostra regione, ma riuscire grazie agli ecomusei a mantenere le memorie di quei valori artigianali che ci hanno caratterizzato. E non ultimo, patrimoni e comunità, gli ecomusei del Friuli Venezia Giulia si raccontano un viaggio tra video, immagini ed incontri. Quale migliore promozione del nostro territorio con i nostri friulani nel mondo? Quel turismo di ritorno di cui parlava anche il sindaco di Meduno è importantissimo, perché noi punteremo e dobbiamo puntare sempre di più, ripeto, sul turismo, e quando avremo la possibilità di ritornare a muoverci, il Friuli vi aspetta a braccia aperte ma soprattutto, avendo conosciuto il territorio, potrete muoversi con maggiore disinvoltura e poi quando ritornerete in patria raccontare quello che di bello avete visto nel nostro Friuli. Quindi ringrazio in modo particolare la nostra Chiara che sta coordinando tutti i 7 ecomusei. Grazie per la collaborazione, noi siamo aperti per continuare questa attività di promozione che è molto, molto importante per i corregionali all'estero, per i friulani all'estero. Ma ripeto, noi vogliamo caratterizzarci per essere il braccio operativo della nostra regione, avendo tanti ambasciatori che lo fanno di cur e per passione da proprie radici, da proprie patrie. Mandi ad oggi. E quindi passeremo la parola molto volentieri per i video saluti dei nostri amici argentini. Ciao a tutti, sono Mariano Dean, sono il presidente del centro friulano di Avellaneda, provincia di Santa Fe, Argentina. Voglio ringraziarvi all'Ente Friuli nel Mondo, all'associazione Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane, all'impresa culturale creativa Salamandre del Dolomiti Friulane. Spero aver pronunciato bene, scusa anche. Voglio ringraziarvi per questo progetto, un progetto bellissimo, un progetto dove possiamo imparare la cultura friulana e imparare a fare diverse cose. Siamo molto fortunati, molto contenti perché è un progetto dove non solo si impara, sino anche possiamo condividere e divertirci. Un saluto a tutti, mandi mandi. Buondì a tutti, sono Noemi del Fogolar Furlan di Buenos Aires. Sono anni che faccio ricerche sulla cultura e le tradizioni friulane a richieste dei nostri soci, spesso di quelli più giovani. Sebbene la nostra biblioteca al Fogolar è grande, nessun libro insegna quello che sa fare un artigiano. La conoscenza che c'è nelle sue mani soltanto si può acquisire in un corso come questo. Voglio ringraziare agli organizzatori del progetto Intrecci di Memorie, agli amici dell'Ecomuseo Lis Aganis, agli amici dell'Ente Friuli nel Mondo per la sua eccellenza nell'organizzazione di queste opportunità per i friulani all'estero e al sostegno della regione Friuli Venezia Giulia. Dicono spesso, se il cur ti dul, torna in Friul, e tornerai quando dut chest al finis. Mandi mandi. Buongiorno, sono Monica Pinzano, presidente dell'Ecomuseo della Gente di Collina, il Cavalier di Fagagna. L'Ecomuseo è lieto di partecipare a questo progetto che permette di far conoscere all'estero non solo le tradizioni, ma anche le bellezze del territorio. Buon lavoro e mandi a tutti. Buongiorno a tutti, avete visto i video che sono giunti dall'Argentina, la partecipazione ai due progetti, al progetto soprattutto Intrecci di Memorie, è stata massiccia. Desidero sottolineare anch'io
il fatto che a quest'ora del mattino appunto i nostri corregionali avevano desiderato condividere l'iniziativa con noi, si siano alzati e ci abbiano mandato questi videosaluti. Ve ne siamo grati e questo per noi è un orgoglio, perché significa insomma che siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando nella maniera giusta e date un seguito a tutte le operazioni che noi proponiamo e cerchiamo di supportare attraverso la Regione. Nello specifico al progetto Intrecci di Memorie parteciperanno 16 persone di tutte le fasce d'età, abbiamo una copertura dall'Argentina pressoché globale, quindi riteniamo che questo primo progetto sperimentale insomma avrà il suo successo e il suo seguito. Desidero anche sottolineare il fatto che per quanto riguarda il secondo progetto avremo con noi quale protagonista Roberta Cortella, una nota regista affermata, originaria proprio di queste zone, la quale opera a Roma, ha la sensibilità giusta per realizzare questo documentario che andrà a rappresentare tutto quello scrigno, tutto quel tesoro di cui sono depositari i 7 ecomusei. A lei il compito appunto di aprire lo scrigno e farlo conoscere a tutti i corregionali all'estero. Sarà nostra volontà proporre il documentario non solamente qui nella realtà regionale, ma pensiamo anche di proporlo in altre sedi, soprattutto all'estero. La finalità è quella appunto di condividere in tutto il mondo tutte queste risorse, tutti questi patrimoni, per incentivare appunto in un futuro che speriamo sia prossimo, ravvicinato, quelle forme di rientro, turismo delle origini, il turismo di ritorno, che sembra essere un po' anche il trend dei prossimi anni. Ecco, e portiamo a coronamento un lavoro che è quasi di un anno, no? come conferma Chiara, quindi speriamo che sia solo l'inizio di una lunga collaborazione a beneficio dei corregionali all'estero e soprattutto delle nostre realtà ecomuseali. Prima di presentarvi nel dettaglio i progetti, un po' le idee che bollono in pentola, avremo piacere di avere un saluto da parte di Andrea Baschiera, coordinatore dell'Ecomuseo Mistirs di Paolaro. Lui lo dice molto meglio di me, Mistirs, che ringrazio davvero per essere qui presente con noi e per la collaborazione e sempre la disponibilità che dimostra come gli altri ecomusei nel collaborare insieme. Grazie Andrea. Grazie a te Chiara, e a questo punto porto i saluti un po' di tutta la rete degli ecomusei del Friuli Venezia Giulia. La tecnologia non è una novità, ma è sempre emozionante sapere che da qui, da Maniago, siamo in collegamento col resto del mondo, e la cosa dà un valore aggiunto al nostro progetto, al progetto proposto da Lisa Ganis, dall'Ente Friuli nel Mondo, che ringrazio per averci coinvolte, per averci dato ancora una volta la possibilità di aprire quello che è il mondo degli ecomusei, perché di fatto quello degli ecomusei è un mondo, ulteriormente al mondo, ad un mondo che, in cui i friulani si sono sempre distinti, e parlo anche da rappresentante del comune di Paolaro che gestisce un po' il comune, l'ecomuseo e Mistirs, un mondo in cui anche i paolarini si sono fatti conoscere. Per questo motivo che ancora di più ci ha stimolato, e per cui vorremmo che questo progetto non fosse solo un progetto di promozione della nostra realtà, ma fosse anche un modo per sentire l'ecomuseo, le nostre tradizioni, i nostri saperi e tutto quello che anche chi adesso ha scelto la strada più ampia, le vie del mondo, ha contribuito a rendere grande, fosse un modo per permettere di sentirsi meno lontani, più vicini, ancora attaccati a una terra che senza dubbio deve molto ai friulani e a cui i friulani possono ancora dare molto. Ringrazio nuovamente l'Ecomuseo per averci dato questa possibilità. Noi ovviamente, per chi vorrà tornare, per chi vorrà poi farci visita, saremo sempre a disposizione. Grazie. Grazie Andrea. E adesso con Cristian andremo a presentare i progetti che grazie all'Ente Friuli nel Mondo riusciamo a rendere veramente fruibili e a dare un'opportunità non solo a chi da lontano tornerà anche a sperimentare con le mani i saperi e le conoscenze di questo territorio, ma sarà per noi una esperienza arricchente perché ci sarà uno scambio culturale, ci sarà uno scambio di saperi e soprattutto il sentirsi vicini e vivere dei valori che sono ancora molto importanti per le nostre comunità. Il primo progetto che andiamo a presentare si chiama proprio Intrecci di Memorie e già questo
Questo nome evoca, no? L'importanza di mettere insieme le cose, di creare delle trame insieme e mettere in gioco i saperi e le tradizioni, ma non con una sorta di nostalgia, ma proprio come rilancio di una tradizione che diventa ancora innovativa e che allo stesso tempo lega le persone e le mette in relazione. Gli obiettivi appunto del progetto sono quelli di promuovere assolutamente gli usi, i costumi e il patrimonio culturale delle nostre comunità, non solo friulani che abitano qui nella nostra regione, ma anche appunto quelli che vivono ancora questa vicinanza con la cultura friulana proprio all'interno anche dei Fogolars. Questo progetto ha come obiettivo proprio anche quello di non perdere la memoria storica e quindi il praticare, il fare insieme è il miglior modo proprio imparando, facendo e anche per trasmettere delle conoscenze innovandole con creatività e con fantasia. E quindi ci aspettiamo anche appunto durante questi corsi l'opportunità e la possibilità anche per noi di crescere, di conoscere magari nuove tecniche che sono state sperimentate in altri angoli della terra, partendo comunque da delle tradizioni che sono comuni. L'obiettivo altro e molto importante è quello di andare a valorizzare la nostra regione. Pensiamo solo ai patrimoni UNESCO che ci sono all'interno di questo territorio. All'interno dell'Ecomuseo Lisaganis ci sono ben 2 patrimoni UNESCO che sono il sito palafitticolo di Palù di Livenza e naturalmente le Dolomiti Friulane, che sono un po' il biglietto da visita molto spesso che attraverso proprio questa bellezza che è a volte anche indescrivibile, proprio riusciamo a veicolare tutto ciò che è tradizione, comunità e ancora la speranza insomma di vivere su questo territorio, non abbandonarlo, riappropriarsi delle sue conoscenze, dei suoi saperi e guardare ancora lontano. E poi, come diceva bene Christian, favorire appunto queste forme di turismo di ritorno che permetteranno di conoscere alcuni luoghi e magari chissà di organizzare tra qualche anno, quando ci sarà un po' più libertà anche di movimento e in sicurezza, degli scambi veri e propri dove ancora noi possiamo attingere alla bellezza dell'incontro con gli altri e soprattutto allo scambio, perché non dimentichiamo che chi è partito con un ricordo ben preciso di questa terra, con delle memorie, con delle parole anche molto salde e molto ferme, che ogni tanto ci farebbe bene proprio a rispolverare proprio per capire qual è anche l'importanza, no, della lontananza ma delle radici. Poi rispetto appunto alle caratteristiche del progetto ci piacerebbe, proprio perché è ancora molto forte la tradizione in questo territorio, rispolverare o comunque promuovere l'arte della cesteria, del feltro, delle piante tintorie e dei scarpez. Non so se vuoi dire tu qualcosa, Christian, su come è nata poi anche, no? Da una telefonata di qualcuno che aveva visto la promozione di un laboratorio sui scarpez proprio a Clausetto. Sì, infatti più di un anno fa, un bel giorno, mi arriva da uno dei tantissimi gruppi WhatsApp nei quali mi trovo giocoforza inserito, mi arriva questa richiesta dall'Uruguay, da Montevideo, la famiglia del presidente del Fogolare originaria di Pradis, vede, nota all'interno della pagina Facebook, credo, dell'Ecomuseo appunto Lisaganis, questa attività che veniva portata avanti e ci ha chiesto: ma perché non estendete, non proponete, non allargate anche alla nostra realtà tutte queste attività? Da lì poi il contatto appunto con l'Ecomuseo, con Chiara, e questo è stato il germe che ha fatto nascere tutte queste attività. Sì, quindi è nata da WhatsApp, la progettualità è nata da WhatsApp, incredibile a dirsi, ma è la realtà moderna. E quindi, per entrare meglio nel dettaglio delle attività, ci saranno 4 appuntamenti, naturalmente in italiano, aperti a tutti, verranno realizzati su Zoom, e qui ringrazio già chi c'è in regia, chi ci darà una mano, quindi Giulia Piazza e Thomas Cantoni, che ci permetteranno appunto di realizzare questo, direi anche sogno. E questi 4 appuntamenti saranno appunto uno sulla cesteria e uno sul feltro, e saranno un po' introduttivi ai 2 corsi che andremo a fare.
e poi ci saranno altri 2 incontri, uno sulle piante tintorie e uno sulla lavorazione dei scarpez. Vi posso già anticipare che dal 24 di agosto partirà il corso proprio di feltro con la docente Barbara Girardi delle Arti Tessili, un'associazione che fa parte dell'Ecomuseo Saganis, e attraverso una serie di incontri le persone che si sono iscritte possono imparare l'arte del feltro e confrontarsi con questa insegnante. Il 10 agosto partirà anche il corso di cesteria con Patrizia Torresin, una cestaia che ha molta esperienza, anche lei viene dal mondo delle arti tessili, e anche con lei appunto avremo un incontro prima preventivo, perché c'è una piccola difficoltà che andremo a superare, che è quella di capire se i materiali che sono a disposizione oltreoceano sono gli stessi che utilizziamo noi, quindi sarà anche molto interessante avere un bel confronto sulle tecnologie anche dei materiali. Dopodiché per il periodo di settembre-ottobre andremo a realizzare dei tutorial dove appunto le persone potranno scaricarsi queste lezioni, una con Enia Visentin sulle piante tintorie, e anche qui sarà interessante capire quali potrebbero essere le piante o i frutti che verranno utilizzati e che sono disponibili anche in Argentina, e poi finiremo appunto con un tutorial sui scarpez, in modo tale che anche questa conoscenza, questo sapere che per fortuna è ancora diffuso, anche se un po' con difficoltà, no, Andrea, anche a Paolaro, speriamo insomma riprenda piede. A Paolaro in realtà tiene ancora bene, anzi si stanno pian piano sviluppando delle attività artigianali insomma, legate al mondo degli scarpez, magari in forme riviste aggiornate, diciamo così. Questi sono i progetti rispetto appunto a intrecci di memorie, mentre l'altro progetto è quello che va a coinvolgere dal vivo la rete degli ecomusei, una rete che da anni è abituata a confrontarsi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del patrimonio culturale, e non ci è parso vero aver avuto appunto questa opportunità di raccontarci attraverso la voce delle persone che lavorano sul territorio, attraverso i paesaggi, i sapori, cioè tutto ciò che è rappresentativo appunto delle nostre terre. Così diversi questi ecomusei, però così legati a delle parole chiave che sono patrimonio, identità, territorio e comunità, quindi delle parole che sono assolutamente importanti per guardare a ciò che verrà avanti, e anche con l'impegno nostro di trasmettere ogni giorno questo patrimonio così incredibile. L'obiettivo del progetto è quello di andare a realizzare un DVD che racconti appunto queste realtà, ma non in maniera separata, ma proprio facendo vedere quali sono i legami, le connessioni tra i diversi territori e quali sono le relazioni che legano questi territori, a volte così lontani, ma che hanno a cuore appunto quel patrimonio che ci porta insomma a continuare ogni giorno a progettare attivamente con le comunità locali, per non far morire proprio la memoria, ma soprattutto per sperimentare a volte, no? e per investire ancora risorse su anche le piccole economie locali, sui prodotti locali, sul mantenimento di alcuni mestieri, il rinnovo attraverso appunto la creatività anche di questi mestieri. E questo DVD sarà realizzato appunto grazie al contributo di Roberta Cortella, e gli ecomusei poi si impegnano a realizzare degli incontri veri e propri per presentare ognuno nelle proprie realtà, e andando così a cercare di far vedere poi quali sono le caratteristiche specifiche di ogni territorio, e dialogando ancora una volta con i corregionali per così invitarli a braccia aperte quando torneranno da noi, e comunque già abbracciarli virtualmente anche da lontano. Non so se poi Christian ha piacere di aggiungere qualcosa, perché è un progetto sul quale abbiamo lavorato molto insieme, e insieme anche agli altri ecomusei. Sì, diciamo che l'obiettivo è rendere il documentario come un biglietto da visita digitale di tutti voi, no? Ormai ciò che è digitale è perenne, ciò che è digitale non muore, no?
Noi ci eravamo resi un po' conto, io personalmente mi ero reso un po' conto che gli stessi ecomusei magari in ambito regionale non fosse chiara l'idea, il concetto dello sforzo che c'è dietro, della condivisione quasi popolare nel costruire le attività, nel realizzarle. Quindi a maggior ragione all'estero questa sensazione si amplificava, perché avendo l'opportunità di viaggiare all'estero, di conoscere le comunità, ci si rendeva conto che non erano conosciute tutte queste sfaccettature, no? Turistiche della regione. Quindi essendo gli ecomusei depositari di tutte queste tradizioni, di tutta questa anche eccellenza popolare di queste tradizioni, era doveroso farla conoscere all'estero. Quindi quale miglior forma magari di un documentario semplice per riunire, no? E rappresentare digitalmente tutto l'insieme degli ecomusei. Quindi questo era lo sforzo alla base, no? Proporre un qualcosa che potesse essere fruibile comunque in tutto il mondo moderno e che avesse memoria perenne. Il fatto poi di aver trovato la disponibilità di questa grande regista che opera a Roma in una casa di produzione importante, che è emigrata e ha la sensibilità giusta per realizzarlo, quindi ci sono tutti gli ingredienti per fare qualcosa di buono e che continui. Chiaramente la nostra attività porta a invogliare anche tutti i corregionali all'estero a rientrare, a fare, ecco che quindi si possono anche aprire in chiave economica dei circuiti turistici magari nuovi, inesplorati, no? Questa è la finalità del progetto. C'è il cappello di Mamma Regione sopra, quindi è tutto fatto in maniera semplice, economica e soprattutto con passione e amore. Ecco, questa è la finalità. Vorrei aggiungere, non l'ho detto prima, vediamo che ci sono tanti corregionali appunto che stanno commentando la nostra conferenza, quindi desidero salutarli in questo mio ultimo intervento tutti e sperare insomma che tutta l'attività che abbiamo costruito insieme vi possa tornare utile per il futuro. Ecco, tra le ultime immagini che vi giriamo ci sono proprio i dietro le quinte. Roberta Cortella col suo staff sta girando proprio negli ecomusei per fare queste riprese, incontrare le persone, e qui abbiamo voluto condividere con voi alcune immagini degli ecomusei, anche un po' per farvi venire magari l'acquolina e la voglia, come abbiamo noi in questo momento, di vedere questo prodotto finale realizzato, che verrà naturalmente promosso attraverso i social, attraverso tutte le tecnologie possibili, immaginabili. E appunto vediamo tutta la zona della Carnia, vediamo anche la zona del Monfalconese, per passare appunto agli intagliatori del legno di Paularo, che Andrea conosce bene, e alle ricamatrici di Paularo. In realtà, li hai citati prima, le due signore stanno facendo scarpezze e tra l'altro la ragazza di una frazione di Paularo, magari qualche friulano nel mondo la conosce, Trelli, ha anche avviato un'attività piuttosto ormai conosciuta ed affermata di produzione di scarpezze stilistici in stile, con una forma particolare. Poi vediamo, e anche qui si vede come ci sia connessione tra gli ecomusei, sia gli scarpezze, abbiamo una maestra, noi che insegna a Clausetto, che però è originaria della Val d'Incaroio, quindi Paularo, e qui abbiamo una foto proprio del corso di intaglio del legno, dove c'è questo ragazzo giovanissimo che si cimenta in un lavoro al legno, il cui maestro è il maestro Revelant di Paularo, e quindi le connessioni ci sono. Dopodiché ci sono appunto alcune immagini dell'Ecomuseo Lissaganis, questo allevamento di alpaca, che è una delle caratteristiche della Valcosa, molto particolare, ma abbiamo anche la Valcellina con questa cultrice delle erbe spontanee, che è la signora che gestisce il rifugio Pordenone, e infine, anche per darvi un saluto e un arrivederci all'incontro sulle piante tintorie, abbiamo la Ennea Visentin,
che sta filando la lana che poi viene tinta appunto con gli scarti delle produzioni delle mele piuttosto che degli olivi, piuttosto che delle tuniche di cipolle, e non aggiungo altro perché ci vedremo sicuramente online prestissimo. Grazie a tutti, lascerei la parola al Presidente dell'Ente Friuli nel Mondo per il saluto finale. Ringrazio tutti coloro che sono qui oggi, quelli che sono anche online, la regia naturalmente e tutti voi che ci state seguendo. Bon, grazie veramente agli ecomusei. Ho cercato in Furlan così ogni tanto anche i nostri amici furlans hanno il piacere di sentirsi. Una bellissime robe di che altre settimane in Telefriuli ha condividuto un nostro progetto anche con l'ACLIF di fare il print telegiornale in Furlan, perché è inutile che noi leden a contribuire per fare corsi in Furlan in Argentina piuttosto che in altri paesi e dopo proprio tapiare le che si vede di queste stradine non si tabai. Quindi alle volte 40 di sera è che il bellissimo telegiornale in Furlan, quindi se avesse il piacere di sentire cercherà in Furlan e avesse piacere. Ora ringrazio di nuovo l'amministrazione comunale di Maniago per l'ospitalità e tutti gli amici dell'Ecomuseo. Si chatteremo quando verremo a finire il progetto per chattarsi insieme, fa una bevuta a distanza, però lo presenteremo e si vedremo. Grazie e mandi a doccia.